Bentornati sul canale degli Uomini d'Avanza da Andrea e Alessio. Oggi vedremo la ricetta per fare le seadas fatte in casa, facili e veloci. Questo video sarà diviso in due. La prima parte in cui faremo il primo sale fatto in casa perché ci piace complicarci la vita. E nella seconda vedremo come realizzare le seadas, come cucinarle, come... Sì. Quindi dai, iniziamo a cucinare. Quindi per fare il primo sale avremo bisogno di Latte, pecora fresco, yogurt intero, bianco. bianco full fat. Frutta, intero. Il latte non è pastorizzato ed è di giornata. Caglio, 1/10.000. Sale, 70 grammi. pentolina e fuscello. Perfetto. Perfetto. E un termometro per azzeccare la temperatura del latte perché Madonna. a occhio viene un po' male. Dai, allora, Andiamo? il latte dentro la pentola. Comunque ribadiamo una cosa, questo non è il primo sale nella versione tradizionale, quindi C'è la se versione siete- veloce. è la versione veloce per fare una cosa rapida, per riuscire a fare le seadas in una giornata. È una rivisitazione. Se siete dei puristi della cucina tradizionale, scrivetelo sui commenti. Quindi ora il latte lo porteremo a 42 gradi, uniremo il sale E lo yogurt. e lo yogurt e... Facciamo scendere di temperatura. Esatto, spegniamo il fornello e lo riportiamo a 38 gradi. Quando arriva a 38 gradi aggiungiamo il caglio. Stiamo raggiungendo i 42 gradi. A questo punto aggiungiamo lo yogurt e il sale, ovviamente spegnendo il fuoco. Quindi 125 grammi di yogurt e 70 grammi di 70 sale. grammi di sale. Diamo una bella mescolata. Ora dobbiamo far scendere la temperatura fino a 38 gradi così da poter aggiungere il caglio. Siamo a 38,3. Ci siamo quasi. Giro ancora poco poco. Ora lo portiamo a 38 gradi, aggiungiamo il caglio e poi la lasciamo cagliare per circa 50 minuti. Ok, ci siamo. Sì? Caglia. Mischiamo bene. Mischiamo bene, avviciniamo il coperchio. A posto. Ci vediamo tra 50 minuti. Ci vediamo tra 50 minuti. Tu che stai guardando, iscriviti al canale, lo so che non l'hai ancora fatto. Sono trascorsi 50 minuti, ora procediamo al primo taglio della cagliata. Adesso attenderemo 10 minuti e procederemo al secondo taglio. A questo punto, trascorsi 10 minuti dal primo taglio, facciamo il secondo taglio, quello più stretto.
fatto il secondo taglio, aspettiamo altri 15 minuti che scenda la cagliata. Trascorsi 15 minuti, ora la cagliata è scesa e la mettiamo nelle fuscelle. A questo punto la cagliata ha espulso gran parte del siero e si è abbassata tanto. Ora andremo a unire le due forme per fare una bella cacciata intera. Ok. Ora continuiamo a schiacciare fino a farla diventare bella compatta e unica. Comunque, adesso abbiamo lasciato un pochettino a scolare, la forma a scolare e gli diamo la prima giratura. Ci aiutiamo col piatto, Sperando che cosa? Chi disse sperando morì non si può dire qua. Guarda che bello, mostriamo ai nostri amici a casa la bellezza di questo prodotto che abbiamo fatto. A posto. Abbastanza fresco questo. Ok. Ok. Deve compattare tanto. Dopo che abbiamo fatto questo, di nuovo fuscellino E gli diamo il peso? Lo rimettiamo girato così. Così il suo peso gli Il fa... suo stesso peso scende e lo mettiamo in frigorifero. Bentornati, abbiamo il nostro primo sale che abbiamo fatto riposare di preciso 4 ore in frigorifero. Ora lo andremo a togliere dalla fuscella, preposizionarlo nel contenitore tappato e farlo riposare altre 4 ore per fare in modo che si rassodi. Un trucco è posizionarlo direttamente all'interno del contenitore. Sembra già sodo. Lo andiamo a sfilare. Eccolo qua. Ora lo dobbiamo soltanto coprire con un coperchio. E riposizionarlo in frigorifero. Ci vediamo tra 4 ore. La prima parte dei video dedicati alle Seadas termina qua. Grazie di aver guardato e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Lasciateci un like che fa sempre piacere.